Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale. Oggi in questo video vi voglio dare un paio di aggiornamenti di calciomercato riguardanti il nostro Napoli che è in piena lotta in piena lotta per la conquista dello scudetto con la corazzata Inter. Attenzione perché il calciomercato, come vi ho già detto più volte, si fa sempre più in fermento, vista anche l'ulteriore finestra di calciomercato che ci sarà dall'1 all'11 giugno. Detto questo, signori, prima di continuare brevemente, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, i signori di Napoli, per non perdervi tutte le ultime news direttamente dal nostro Napoli. Vi ricordo anche di abbonarvi per sostenere la nostra redazione e di attivare la campanella delle notifiche. Come sapete, il Napoli è in piena lotta allo scudetto, dobbiamo assolutamente attendere un passo falso della corazzata Inter, passo falso che potrebbe arrivare visto che l'Inter comunque per forza di cose è impegnato su più fronti, quindi ecco il Napoli è pronto lì, no? Ad approfittarne, e quindi un Napoli che allo stesso tempo, oltre a concentrarsi sul campo, da parte della dirigenza c'è attenzione massima a quello che sarà il prossimo calciomercato estivo. Calciomercato che deve portare giocatori funzionali al gioco di Conte, ed è per questo si stanno attenzionando due giocatori italiani, uno che milita nella nostra Serie A e uno che potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Comuzzo della Fiorentina e Federico Chiesa del Liverpool. In particolar modo il primo, Comuzzo, era già stato trattato da Manna nello scorso calciomercato di gennaio, salvo poi commisso che rifiutò insomma la proposta del Napoli di 30 milioni. Attenzione perché la prossima estate il Napoli tornerà alla carica del giocatore italiano, considerato una sorta di buongiorno bis, nel senso un ottimo profilo in ottica futura, e un giocatore che sta comunque dimostrando una maturità calcistica importante vista la sua giovane età. Probabilmente saranno necessari 35 milioni di euro per portarlo a casa, ma di sicuro al Napoli le risorse economiche in vista del prossimo mercato estivo non mancheranno. Quindi attenzione a Comuzzo, nome che ha fatto direttamente Antonio Conte, e De Laurentiis starebbe pensando di proseguire il calciomercato sulla linea dell'italianità che si ricollega al secondo obiettivo di mercato, che rappresenterebbe una sorta di offerta, diciamo in sconto, diciamo così, per questo giocatore. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Federico Chiesa, giocatore esterno che milita attualmente nel Liverpool, che purtroppo per lui è fuori dal progetto tecnico, no? Della squadra inglese, e che comunque davanti a sé ha dei mostri sacri come Salah, insomma giocatori veramente top player, quindi per lui la concorrenza è particolarmente agguerrita. Il ragazzo vorrebbe tornare in Italia dove si trova bene, vorrebbe tornare a giocare al campionato italiano, quindi ecco che per un prezzo giusto Federico Chiesa potrebbe essere lasciato partire dal Liverpool. Ricordiamo che Chiesa ha ormai smaltito il brutto infortunio che l'aveva colpito, è in forma, deve solo trovare minutaggio, che minutaggio appunto potrebbe trovare sotto la guida esperta di Antonio Conte al Napoli. Quindi attenzione perché proseguiamo con gli innesti di i giocatori italiani come Comuzzo e Federico Chiesa. Ditemi cosa ne pensate di questi due nomi, se secondo voi sono due nomi da Napoli. Grazie per essere stati con noi.